Che palla! Vai, pigliato la Zielu! Ah! Raspado! Polita! Ma siete leziosi! Dai, amici bellini, dai. La formazione era facile, onestamente. L'abbiamo presa 11 su 11 e vediamo se magari proprio Oliveira un bel colpo. Chi lo sa? Bravo Lob, vai con le triangolazioni. Dai, Anghissà, non mollare. Facile, Meret, facile. Bravo Dilo. Vai, mettila bene. Provaci. Maronna mia, Kvara. Chiappa culo in paliga. Bravo Anghissà. Bravo Kvara. Vai. Sta giocando bene il Napoli, tutto di prima. Vai Politano. Raspa. No, Ochoa. Bravo Zielu in copertura. Attenzione. Meret veramente non era bloccabile. Dai, era bloccabilissima, dai. Mamma mia, vabbè. Olive, è la seconda che butti a caso. Bravo Zielu. Vai Zielu. Ma provaci. Bravo Lobo. Provaci, Raspa. Sì! Raspado! Signori, sono solo 12 minuti. È solamente la Salernitana, però questo è un bel Napoli. Con gli scambi, con le triangolazioni, con la velocità, c'è un bel ritmo. Dai, Raspadori! Poi questa è pure riaggressione. Bravo Raspa, da gran centravanti. Sotto dovete scrivere: tu l'avevi detto che Raspadori era Lautaro. E io do sempre la paternità della cosa ad Antox. Però l'avevamo detto che è Lautaro. Fallo giocare sempre, diventa Lautaro. Lo vedi la riaggressione, che bellezza. Politano! Una cosa è sicura, deve essere Ochoa il migliore dei loro a fine partita. Una cosa è sicura. Bravo, Anghissà. Esatto. Politano, Ostigard ce l'ha ruota a Politano. Politano, questo è un cross hai fatto. Un cross nella nostra area. Attenzione. Zielinski la devi spazzare là. Era angolo, dai, ma era angolo evidente. Ma dai. Se ne va Kvara. No, perché quando c'è Fazio devi approfittare. Approfitta. Qua Ostigard stava aspettando l'uscita di Meret. Non hai capito l'arbitro perché non si fa i fatti sui. Kvara sta protestando con i suoi compagni che non si muovono e l'arbitro stop. Ma perché? Quanto è bello Lobo. Anghissà. Madonna mia, ma perché dobbiamo regalare le cose? Madonna mia ragazzi, come siamo superficiali delle volte, eh? Bravo Politano, dai. Esatto, vai Di Lorenzo. L'avete riempita l'aria? Troppo lontano. Bello! Oliveira, ci potevi anche provare. Tira, ha fatto un miracolo, cioè. Kvara, mamma mia. Lo tiene basso. Non fa fallo Kvara perché qua esce. Bravo. Anghissà, sempre un po' rischioso. Guarda. Beh, un primo tempo interessante. Si vedono scambi, si vedono cose veloci, però si vede anche un po' di leziosismo. Meglio essere un po' più concreti nel secondo tempo perché entrano i lungagnoni e poi ci mettiamo paura. Lasciate il like, quelli buoni. Dai! Hai visto come Anghissà si mette subito là perché lo sa che fanno il tipo, perché si studia! Faccio vedere domani in analisi tattica. Sembri Teletubbies con questa cosa. Bella palla per Zielu. Vai Anghissà. Raspa! Signor arbitro, adesso cominciamo a cacciare i cartellini perché sono troppi calci che sta avendo Kvara. Troppi lanci Rachmani, troppi lanci. Politano! Madonna mia. Palo! Fateceli sentire gli arbitri quando parlano, che è interessante, che dice abbiamo un bel rapporto, sto a 2 metri, sto guardando io. È bello sentire, che questo è il calcio nuovo che possiamo migliorare. Boh. Che palla! Vai, pigliato la Zielu! Raspado! Polita! Ma siete leziosi! Secondo me questa è la partita di Lindstrom. Vedete come ve lo dico? Qua secondo me deve entrare Lindstrom al più presto. Prova Zielu, Ochoa! Non fate scherzi. Sempre centrale Oliveira, mai che gli dai lo spunto sull'esterno, sempre.
Anch'issa, una volta la fai la sovrapposizione al contrario, altrimenti Kvara deve fare sempre la stessa cosa. Una volta. Bravo, Oliver. Mi sta piacendo assai a livello difensivo, concentrato, tosto. Ma in avanti che non mi dai. È arrivato sto cartellino giallo. Quanta falla da su Pic, va. A me Elmas per Kvara piace perché ha pigliato un sacco di calci. Però la devi risolvere, la devi chiudere la gara. Va bene, Lindstrom Politano più in là, però vedi Anghissà, è proprio la partita di Anghissà. Sbaglia il passaggio, la recupera e la riprende. Ci vorrebbe proprio un gol di Simeone. Ci vorrebbe proprio. Anghissà. Avete notato sto fatto che ci sta uno nel pubblico che praticamente fischia un fuorigioco ipotetico nostro ogni volta che facciamo passaggi in avanti. Muy loco Lindstrom, muy loco. Simeone! Vai Elmas. Ce l'hai. Elmas! Sì! Il mio pupillo! E andiamo, partita chiusa in un momento di grande ansia e difficoltà, di stanchezza, di... Simeone è pazzo, no, Maluccio, non me la scrivo. Chissà, Maroa stava facendo una cosa bellissima. Questo giallo di Di Lorenzo è proprio un giallo di stanchezza, è proprio esausto il capitano. E anche stavolta sul 2-0 secondo me devi mettere Zanò. Attenzione, Lobo, bravissimo! Vai fino in fondo. Non è fuori gioco di Simeone. Simeone! Era fuori gioco di Simeone. Allora ragazzi, questa è una cosa di una gravità estrema. Non potete avere idea di com'è grave avere una cosa del genere e Lobotka non è lucido a capire, Simeone non aspetta. Ma come addirittura in anticipo di 10 secondi, tanto la partita è finita. Signori, i 3 punti ce li prendiamo. Un po' come... si è visto l'atteggiamento di Garcia. Ne parliamo live, dai. I like però sono importanti perché per la classifica... ma vince tutto quanto alla fine.